Sindaco Bertoncello, come interpreta lei questo momento particolare che abbiamo vissuto nel passato e adesso quello che stiamo vivendo in questo momento? Ma come tutti noi insomma, abbiamo colto come posso dire, con molta attenzione la nomina del nuovo Papa. Ha colpito tutti noi per come si è mosso appena nominato, per come si sta muovendo in questi giorni, per i messaggi che ci trasmette, per la semplicità con cui si muove. È un educatore, è un sensibilizzatore. Io credo che quello che sta trasmettendo sta caricando tutti noi di una rinnovata attenzione verso la Chiesa. Lo dico io che frequento, ho vissuto una giovinezza anche in seminario, ho conosciuto da dentro, voglio dire... Anche lei ha fatto il seminario, no? Sì. Un po' di anni alla Salute? Sì, di Venezia, quando poi, per la verità, in quel momento era il Cardinal Pacelli, che poi è diventato Papa Giovanni XXIII, quindi rispondevo anche messa, voglio dire, con il Papa, a San Marco, col Cardinale, insomma, sì, poi è diventato Papa. Sì. E io credo che abbia dato una scossa alla Chiesa, insomma, e credo che ci servirà a tutti, sì, a tutti noi. Ed è ad esempio anche a chi come noi fa politica, chi come noi quotidianamente deve occuparsi dei propri cittadini, deve confrontarsi con i cittadini. E ci dà un segnale anche molto forte, e ci dà un esempio. Chi viene eletto a cariche pubbliche non deve chiudersi dentro il palazzo, non deve guardare dall'alto quello che avviene fuori del palazzo, deve avvicinarsi ai cittadini. Il sindaco, come sono io di Portogruaro, deve stare vicino ai propri cittadini, deve capire quali sono i problemi, deve agire in rapporto agli impulsi che ha e alle esigenze che ha. Finché uno sta dentro al palazzo non capisce, non può. È il vivere assieme ai propri cittadini che ti aiuta a dare risposte ai cittadini. Noi stiamo vivendo un periodo drammatico, nel senso che non c'è solo il patto di stabilità che sta strangolando i comuni, non ci sono solo le difficoltà economiche e il lavoro che manca e che tutti noi dovremmo avere come primo punto della nostra attività, l'attenzione al lavoro, perché se manca il lavoro non c'è la dignità dell'uomo e quindi torniamo all'attenzione sulla persona rispetto ai ragionamenti che abbiamo fatto fino adesso. Però qui c'è anche un ruolo delle banche. Io voglio dire, comprendo quel mio collega sindaco che sul Gazzettino ha fatto una riflessione con il titolo "Odio il giovedì". Perché questo sindaco ha fatto questa riflessione? Perché al giovedì riceveva i cittadini e ricevere i cittadini come io ricevo il giovedì, su 20 persone, 15 persone, 8 chiedono lavoro, 8 chiedono che mi dicono che le banche non le danno il mutuo, non danno più prestiti. Oggi, giovedì scorso uno mi ha detto: guardi, sindaco, se io devo avere un prestito dalla banca devo dare come fiducione il pari valore, cioè soldi... Di più vogliono? No, ma dico, no, i soldi che mi garantiscono i soldi che mi danno come mutuo, come per dire... Non accettano più neanche le case? Non accettano più niente, quindi il ruolo delle banche, che dovrebbe essere un ruolo di mediazione, di cerniera, di volano, di aiuto delle imprese, oggi, ma non solo questo, ieri è venuta un'azienda, l'altro ieri, un'azienda pubblica in house, un'azienda pubblica, che mi ha chiesto: senta sindaco, lei mi può aiutare? Noi dobbiamo fare dei lavori per 1 milione di euro, ma le banche non ce li danno. E non sto parlando di un privato con i rischi del privato, sto parlando di un'azienda pubblica che ha tutte le garanzie possibili e immaginabili. Sì. Evidentemente le banche nel loro patrimonio hanno molti titoli di Stato, forse nelle regole, quasi tutti. E quindi è difficile, voglio dire, che possono svolgere questo ruolo.